Affitti turistici non registrati all'Agenzia delle Entrate per un'omessa dichiarazione di €500.000. I furbetti delle seconde case dell'altopiano dei 7 comuni sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza asiaghese, che ha piazzato una seconda spallata in zona con il seguito dell'operazione Alto Locati, partita qualche mese fa per fare luce sulla situazione legata agli affitti turistici nella montagna vicentina. In sostanza, numerosi proprietari di immobili destinati alla locazione di breve termine in altopiano non registravano i contratti come previsto dalla normativa e potevano così evitare di pagare le tasse sugli affitti. L'importo non sottoposto a tassazione è di €500.000, già oggetto di recupero dopo l'inchiesta delle Fiamme Gialle. Inoltre, la mancata registrazione ha permesso ai proprietari di omettere il versamento dell'imposta di soggiorno ai comuni. Per questo motivo sono state appioppate sanzioni per €350.000. Alcuni proprietari sono stati infine segnalati alla Procura della Repubblica per inottemperanza degli obblighi imposti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.